Ben ritrovati dalla redazione. Una persona della comunità ebraica è stata minacciata di morte mentre camminava per strada in pieno centro a Trieste. È successo nel pomeriggio di ieri in Corso Italia. In quel momento, a poca distanza, era in corso una manifestazione a sostegno della Palestina. La persona che in quel momento stava camminando in direzione di Piazza Goldoni è stata fermata da due giovani nei pressi del negozio di calzature Pittarello. I due ragazzi impugnavano una bandiera della Palestina e hanno insultato l'uomo, un quarantenne, dicendogli che gli avrebbero tagliato la gola e che lo avrebbero ucciso. Un passante che ha assistito alla scena rendendosi conto della potenziale pericolosità della situazione ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. I due giovani si sono accorti che il testimone stava telefonando e si sono dileguati. La persona ebrea che non ha risposto alle minacce si è poi allontanata. La Polizia di Stato conferma la chiamata di emergenza. Stando a quanto si è preso, gli agenti hanno raggiunto il testimone per accertamenti. Tra le 12 e le 13 di ieri la stazione di Sappada del soccorso alpino è stata attivata dalla Sores insieme all'elisoccorso regionale e un'ambulanza in seguito alla chiamata giunta al NUE 112 da un escursionista. L'uomo segnalava un incidente occorso ad uno scalatore in una cascata nella zona del rifugio Rododendro. L'escursionista stava percorrendo il sentiero verso i laghi d'Olbe quando ha incontrato un uomo risalire da solo dalla zona del Rio delle Miniere. Alla domanda se avesse bisogno di aiuto, quest'ultimo ha spiegato di cercare una zona con copertura di rete per chiamare i soccorsi per il compagno di cordata caduto e con una caviglia infortunato. L'intervento è stato risolto grazie all'elisoccorso che ha recuperato il ferito con il verricello, guidato con precisione da 5 soccorritori del soccorso alpino pronti a intervenire sul posto. Il ferito è stato poi affidato all'ambulanza per le cure necessarie. Il pericolo è quello di andare incontro ad una giustizia che non tratterà più i cittadini allo stesso modo, ma una giustizia forte con i deboli e deboli con i forti, a dirlo il magistrato Matteo Carlisi, segretario della sezione di Trieste dell'Associazione Nazionale Magistrati, intervenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, evento che, come in tutta Italia, ha visto anche nel capoluogo giuliano la protesta dei magistrati. Cambiamo argomento. La linea marittima Trieste-Grado torna al passato scommettendo su grandi imbarcazioni e più servizi. Lo prevede il bando di gara emesso per individuare la motonave che possa assicurare il collegamento per le prossime estati. La PT di Gorizia ha avviato alla ricerca di un operatore disposto ad effettuare il servizio per 2 annate, 2025-2026, con eventuale ulteriore proroga per altri 3 anni. Le previsioni meteorologiche: oggi cielo in genere coperto con foschie e piogge deboli intermittenti sulla costa, moderate in pianura, più continue e abbondanti in montagna, specie sulle prealpi Giulie, meno nel Tarvisiano e verso il Cadore. Quota neve intorno ai 1300 metri circa, con oscillazioni oltre i 1000 metri circa verso il Cadore. Sulla costa vento da sud sostenuto e possibile qualche schiarita. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 6 e 8, le massime fra 10 e 12, sulla costa minime fra 8 e 10, le massime fra 12 e 14 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.